Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di lunedì 8 marzo 2021. Coronavirus, sono 52 i nuovi positivi registrati ieri in provincia di Belluno, a quota 905 gli attualmente contagiati, 69 le persone ricoverate, 42 al San Martino di Belluno, di cui 6 in terapia intensiva, 12 al Santa Maria del Prato di Feltre con 12 soggetti in rianimazione. Sempre a Feltre ci sono anche 7 pazienti all'ospedale di comunità, 8 all'ospedale di comunità del capoluogo. Sul fronte delle vittime, nelle ultime 24 ore non si sono verificati decessi di persone Covid positive ricoverate negli ospedali dell'USL Dolomiti. Lo rende noto l'azienda sanitaria bellunese. La stessa azienda sanitaria fa inoltre sapere che sono quasi 20.000 le dosi di vaccino finora somministrate in provincia di Belluno. Intanto il Veneto passa da oggi in zona arancione, vietati se non per validi motivi da dimostrare con autocertificazione gli spostamenti fuori dal proprio comune di residenza. Fanno eccezione i territori sotto i 5.000 abitanti, dai quali si potrà uscire in un raggio di 30 km. Consentite le visite ad amici e parenti una sola volta al giorno a un massimo di 2 persone, esclusi i minori di 14 anni e le persone disabili non autosufficienti che convivono con loro, ma solo all'interno del territorio comunale. Chiusi bar e ristoranti che potranno lavorare con asporto e consegna a domicilio, aperti i negozi di vendita al dettaglio, così come i centri commerciali, che dovranno però restare chiusi il sabato e la domenica e nei giorni festivi e prefestivi. Sempre in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Cambiamo argomento. Domenica di lavoro per il soccorso alpino, impegnato ieri in diversi interventi. Particolarmente impegnativo quello messo in atto sopra Ponte Miss, in comune di Sospirolo, dove una 38enne di Montebelluna era rimasta bloccata in località Ros Alte. 8 i soccorritori giunti sul posto per recuperare la donna. A Meli invece recuperata una coppia che aveva smarrito il sentiero nella zona di Casera Beta. In Val di Zoldo, squadre allertate per un'escursionista infortunatasi lungo uno dei sentieri che scendono dal Bosco Nero. Tratti in salvo anche 2 giovani rimasti bloccati in un canalone in Val Canzoi, comune di Cesio Maggiore. In questo caso i vigili del fuoco hanno fatto intervenire l'elicottero Drago 82 del reparto volo di Venezia. Gli escursionisti sono stati individuati e recuperati con un verricello. Passiamo allo sport, calcio, Serie D, successo del San Giorgio Sedico impostosi 2-1 sul Delta Porto Tolle, decisiva la doppietta messa a segno da Varano. Pareggia il Belluno nella trasferta con la capolista Trento, 0-0 il risultato finale, giallo-blu in 10 per oltre mezz'ora dopo che Masoc è stato espulso per doppia ammonizione. Pareggia anche l'Union Feltre, riacciuffata nel finale dall'est, in vantaggio con Dicibril al 35esimo del primo tempo. I verdegranata sono stati raggiunti in pieno recupero dalla marcatura di Cardellino. E infine il calcio a 5, Serie B, rinviato causa Covid il match in programma ieri tra Canottieri Belluno e Maccan Prata. Troppi positivi nella formazione friulana, da qui la decisione di rinviare l'incontro. Sabato, per le stesse ragioni, era saltata anche la sfida tra Giorix Sedico e Sporting Altamarca. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.